Amici, ben ritrovati a questa nuova rubrica di Valdino Communication. Vi porteremo in giro con noi alla scoperta del nostro territorio, quella fettina di mondo che sta tra il fiume Isonzo e il Piave, con qualche sconfinamento. Conosceremo posti insoliti, personaggi un po' strani, vedremo natura, paesaggi, castelli, borghi medievali, piccole pievi, opere d'arte magari sconosciute. Cercheremo di proporvi una lettura insolita di casa nostra, di casa vostra. Per il primo itinerario puntiamo verso Tramontana e verso la Val Tramontina, piccola valle a nord-est di Pordenone, semisconosciuta, appartata nelle prealpi friulane, ma prima di partire ci serve un mezzo adatto alla bisogna. Siamo venuti dal concessionario Sina a Pordenone, quindi un marchio storico e senz'altro siamo in buone mani. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Pier Giorgio. Come andiamo? Bene, tutto bene? Tutto ok. Senti, allora oggi dobbiamo andare in Val Tramontina, no? Tra l'altro un luogo affettivamente legato a questa azienda perché il patriarca Duilio è originario di lì. E affronteremo strade di montagna, quindi curve, tornanti, un po' di dislivello, e asfalto ma anche un po' di sterrato e forse troveremo anche qualche spruzzata di neve. Molto bene, allora io oggi ho il piacere di consegnarvi questa Renegade Plug-in Hybrid, che è un veicolo con motore termico più elettrico, il quale ha un'autonomia di 50 km in full electric e inoltre ha la trazione integrale, quindi vi permetterà di superare agilmente qualsiasi ostacolo che si porrà sulla vostra strada. Bene, però bisogna che mi dai qualche dritta perché questa meraviglia credo che... Volentieri. Magari è anche facilissima da guidare, immagino. Ti do due dritte più che volentieri. Dai. Allora, come vedi Pier Giorgio hai tre modalità: ibrida, elettrica ed e-save, che sarebbe la modalità in pura benzina. Inoltre hai questi preset che ti permettono di modificare la trazione integrale a seconda del fondo stradale che ti troverai di fronte. Quindi hai automatico e sport, che sono più per l'utilizzo stradale, e poi invece hai neve e sabbia e fango. Vengono modificati semplicemente ruotando questa rotella, la quale ti permette di andare a selezionare la modalità di tuo interesse, compresa la trazione integrale. Adesso andiamo a conoscere l'ospite di questa puntata, che potremmo definirlo tecnicamente un pazzo scatenato, perché è un atleta, un ultra atleta, un campione di Spartan Race, e già questa è una disciplina da fuori di testa perché praticamente consiste in gare di endurance con dislivelli pazzeschi, spesso portandosi dietro tronchi d'albero o sacchi di sabbia o altre zavorre di questo tipo. E lui oltretutto, oltre a fare questo, gira il mondo, si inventa dei record strani e poi li realizza. Il suo ultimo record è stato salire in cima al Monte Rosa, quindi a 4000 e rotti metri di altitudine, in condizioni fisiche estreme per la temperatura e anche per la scarsità di ossigeno, e fare il record mondiale di burpees. I burpees sono praticamente questo esercizio che consiste in piegamenti e squat senza soluzione di continuità, diciamo, no? E adesso andiamo a trovare questo personaggio che abitualmente usa la Val Tramontina per i suoi allenamenti, come fosse in pratica la sua grande palestra a cielo aperto.
Ciao Alex. Ciao Pier Giorgio. Ti abbiamo già fatto una bella presentazione. Alex Camera, abbiamo detto che sei un pazzo scatenato, ma non siamo distanti dal vero, insomma, no? Abbiamo anche detto che hai scelto la Val Tramontina come palestra per la tua preparazione e che tra l'altro, quello che non abbiamo ancora detto, è che da qui partirà un tuo tentativo di record a settembre, un record mondiale di dislivello attivo. Di cosa si tratta? Allora, tutto è nato nella mia grande passione della montagna e da lì più la passione dei record, quindi ho cercato di unire le due cose e di trovare un qualcosa che mi appagasse. Allora, guardando un po', chiedendo un po' di amici miei, mi hanno detto tanti, mi fanno: perché non fai un record di dislivello in positivo? E per lo più magari su un sentiero. E la difficoltà sta soprattutto su quello. I record di dislivello positivo ce ne sono già, e ce ne sono già attivi però su sentieri battuti, quindi piste da sci o cose del genere. A me invece è venuta l'idea di farlo su un sentiero CAI, quindi la difficoltà soprattutto nella salita ma nella discesa e portare tanto dislivello, quindi fare magari il Valinis. Perché il Valinis? Perché è una zona, questa qua dietro di noi, è una zona conosciuta dagli sportivi e soprattutto perché si lanciano col parapendio e anche per il suo sentiero molto bello. Ecco, quindi partirai da Meduno, da qui, Esatto. Salirai fino al Monte Valinis, Sì. sono 800 metri di dislivello, Sì. e lo ripeterei quante volte? 13 volte. 13 volte andare, 13 volte tornare. Esatto, Per un totale 10.500 di positivo, 10.500 di negativo. Ecco, record mondiale, facendo gli scongiuri di pneumatica, lo tenterai a settembre, Sì. record mondiale di dislivello positivo e negativo. Esatto. Bene, immagino che adesso dovrai allenarti, no? Quindi allora ci vediamo su a Valinis, noi andiamo su con Renegade e tu vai su correndo. Va bene. Su troverai una sorpresa, anche perché credo che arriverai con un certo languorino. Allora vado e corro. Vai, Ciao. a dopo. E qui siamo a Valinis, teatro delle gesta dei novelli Icaro, cioè degli appassionati di parapendio e di deltaplano che arrivano qui da mezza Europa, perché qui c'è una termica particolare. Le montagne si alzano all'improvviso e i venti caldi che arrivano dal mare vengono trattenuti formando queste correnti ascensionali che favoriscono la pratica di questi sport. Oggi la giornata non è bellissima purtroppo, perché solitamente da questo terrazzo naturale, da questo belvedere, si riesce a vedere tutta la pianura pordenonese e in giornate di cielo particolarmente terso si riesce a vedere fino al mare. E a preparare il brunch per il nostro Alex Ciao c'è Pier, come Gino siamo? Brescancin. Ciao Come Gino. stai? Tutto Vecchio bene? amico. Grazie, Benissimo. tanto, sempre un piacere. Gino è il titolare della locanda di Aviano, albergo e ristorante, e sta preparando, mi pare, dei Gnocchetti alle erbe. Ecco. Gnocchetti alle erbe che Piero sta preparando sul tavolo qui vicino a questa splendida vallata. Siamo venuti ovviamente a presenziare un'occasione come questa, non potevamo mancare, quando chiami noi ci siamo. Certo, perché, come dire, allora abbiamo detto che qui siamo all'imbocco praticamente della Val Tramontina, che poi risaliremo tutta, e queste imprese qua a noi ci piacciono. Assolutamente. Perché dobbiamo anche dire che una specialità della locanda è anche creare questi Dovunque. show cooking, no? Assolutamente. Se ci chiamano Itineranti. a fare qualcosa di difficile, noi ci siamo. Siete come lei team. Sì, assolutamente. Guarda, Piero e Ludovica sono sempre pronti, assolutamente. Poi, come ho detto prima, in uno spettacolo come questo non possiamo assolutamente che essere felici di esserci. Beh, il nostro Alex sarà uno sportivo estremo, ma qua abbiamo un cuoco estremo, Piero Ciao. della locanda, chef della locanda. Ciao. Abituato, pronto a cucinare con qualsiasi condizione meteo e a qualsiasi altitudine. Esatto, cerchiamo di soddisfare tutti i bisogni possibili e immaginabili. Oggi abbiamo portato su una ricetta semplice ma dai gusti nostri che conosciamo bene, portata
ai nostri livelli. Con tutti i prodotti, Con tutti i prodotti della zona naturalmente. Abbiamo dei gnocchi di patate di un contadino a chilometro zero, ce le fa proprio vicino casa, con delle erbe di campo spontanee, in particolare il papavero, il nostro grisul, ma si possono fare naturalmente con tutte le erbe che troviamo in mezzo ai campi. Adesso che E questa è proprio stagione poi. è appena partita la primavera, è appena partita la stagione delle erbe di campo. Quindi ricetta classica dei gnocchi: patate lessate, schiacciate, farina, uova, addizionate a una purea di appunto di erbe di campo, passate con del burro nocciola. Burro nocciola non è altro che del burro fatto rosolare più del previsto, in modo che prenda quel classico color nocciola, appunto brunito. Passate, frullate e impastate insieme. Andiamo a confezionare i gnocchi in una maniera classica, dopo ognuno li dà la forma che vuole, li tuffiamo in acqua bollente salata e li rosoliamo su del burro fuso con della maggiorana e del timo. Ecco il nostro Alex, però è stato bravo, eh? Ultimi metri, ultimi metri! Ti abbiamo preparato una bellissima sorpresa che sicuramente gradirai. Ciao, aspetta che blocco il cronometro. Vai. Record? Ci siamo, dai. Alex nel frattempo si è messo la felpetta, allora Gino, Alex, Ciao, il nostro Alex. ultra. Ciao. Guarda qua Complimenti. che braccia Complimenti a che voi. c'hanno. Eravamo qua casualmente e allora abbiamo pensato di preparare Guarda che la braccia. tavola. Eh? Beh, ne valsa la pena, sicuramente. Valeva la pena correre. Gino, noi ci accomodiamo. Accomodatevi come a casa vostra. Grazie. Ah, io mi metto con questo panorama davanti. Spettacolo. Allora, buon appetito. Buon appetito, brindisi prima. Sì, dai, ci sta. Viva. Viva. Beh, direi impeccabili, no? Questi gnocchetti. Complimenti a Piero. Complimenti. Grazie. Adesso noi continuiamo il nostro giro in Val Tramontina, però Gino lo ritroviamo stasera perché andremo a cena da lui alla locanda giù ad Aviano. Ok. Intanto facciamo un brindisi, dai, Andiamo. ci sta. Viva. Viva. Stasera a tutto, alla giornata. E allora facciamo anche un brindisi ai nostri Icaro, dai. Il primo è andato.
Bene Alex, il nostro brunch l'abbiamo fatto, adesso mi pare che tu più tardi dovrai fare il secondo allenamento giornaliero, no? Esatto. Ecco, allora intanto noi stiamo andando in discesa con il nostro Renegade e quindi accendiamo il tasto di rigenerazione aumentata, così mentre scendiamo, facciamo la discesa, la batteria si ricarica. Questa è un'altra delle innovazioni di questa macchina. Allora Alex, spiegaci un attimo perché hai scelto proprio la Val Tramontina come palestra per la tua preparazione. Ho fatto molte gare qua in questa zona qua e mi sono innamorato durante queste gare e ho deciso di apposta provare a battere questo nuovo record di dislivello e soprattutto qua del Valinis che è conosciuto. Ma tra l'altro so che a te non piace tanto allenarti in palestra, preferisci allenarti outdoor, cioè all'aria aperta, e seguendo anche un po' la filosofia di quello che è il cosiddetto NADMOV, no? Cioè trovare per allenarsi quello che si trova, quello che offre la natura, no? Cioè fare di quello che si trova nell'ambiente, rocce, massi, alberi e quant'altro, gli strumenti per allenarsi che possono sostituire i manubri o i bilancieri o gli attrezzi classici da palestra. Beh, assolutamente, anche perché basti pensare che io sono dell'idea, ho sempre difeso questa idea qua che la montagna è una palestra vera e propria. Basti pensare che vai a fare magari un sentiero classico ed è faticoso, quindi vuol dire che ti stai allenando. In più magari pensate, se tu fai un sentiero con un tronco, con un masso, con della zavorra a peso addosso, quindi ancora di più. Eccoci Pier, allora ti ho portato come promesso nella mia palestra. Questo è il mio luogo dove io vengo ad allenarmi dopo la corsa, e qui trovo tutto e oltre qualcosina che ci aggiungo io, tipo una catena da 70 kg e un tronco. Ho visto dei video tuoi anche dove ti allenavi con un copertone. Sì, mi ha fatto un piacere, un mio amico, l'abbiamo portato in giornata e poi l'abbiamo riportato giù. Qua ci sono anche bei massi pesanti. Varie dimensioni e vari pesi. Varie dimensioni, esatto. Tronchi per allenarti allo squat, per esempio, no? Esatto. E dopo interessante, ripeto, l'allenamento con la catena, perché qua troviamo anche una bella sabbietta morbida che crea un giusto attrito a terra. Allenamento che adesso ci farai vedere. Sì. Mentre Alex si sta scaldando per una prova che adesso vedremo, noi vi mostriamo la tecnologia di questa macchina, tutte le sue funzioni, affrontiamo un terreno sterrato e quindi inseriamo il 4WD Lock. E allora l'ultima follia di Alex per questa sera, per oggi, prima di andare a cena, sarà, visto che lui ha già tentato e ha già realizzato un record mondiale perché hai trainato un tir da 130 quintali. Sì, da esatto. 130 quintali. Adesso il record sarà in fase di omologazione, no? Sì. Attraverso Record Setter, che è questa organizzazione newyorkese. Esatto. Ecco, e adesso ha visto il nostro Renegade e così gli ha preso... Proviamo, dai, facciamo un po' di preso lo sfizio. ecologia, ancora in più rispetto a quella che può fare una macchina.
Va bene, allora io mi metto alla guida, metto la marcia in neutro e il resto lo farai tu. Sì, vai, andiamo. Bene, noi abbiamo inserito il sistema per la massima rigenerazione della batteria. Alex, complimenti, ti sei guadagnato una pagnotta anche oggi. Anche oggi. E adesso lasciamo la Val Tramontina e andiamo alla locanda di Aviano, dove ci aspetta una cena preparata da uno chef de roi come Piero, lo chef della locanda. Vi presentiamo oggi la nostra porchetta, focaccia a lunga lievitazione e la nostra porchetta. Procediamo al taglio. Noi usiamo il panzettone di maiale con ancora annesso il filone, detto in gergo il meatless, condito con miele millefiori, senape, sale e pepe e un misto di spezie e erbe spontanee, ma non posso dirvi di più. E dopo una lentissima cottura in forno, questo è il risultato che otteniamo. La porchetta, focaccia lunga lievitazione, sale e pepe a finire il piatto, pronti! Bene, allora abbiamo detto che la locanda è un albergo, ma adesso vado a memoria, mi sembra sia uno dei pochi o forse l'unico albergo qui nei dintorni che ha anche ristoranti aperto, interno, esatto, aperto tutte le sere praticamente, anche non solo voglio dire per gli ospiti dell'albergo ma anche per per gli esterni. gli esterni. Siamo aperti tutte le sere, dal lunedì al sabato sera, la domenica la teniamo come turno di riposo. L'idea è quella di dare un servizio continuativo agli ospiti dell'albergo e fare ovviamente ogni sera disponibilità di cucina per tutti gli ospiti esterni Che vengono a assaggiare la cucina di Piero che abbiamo intravisto prima. Siamo andati a buttare un occhio prima, lo abbiamo visto all'opera con la fettatrice e anche con la griglia, quindi cosa ci proponete questa sera? Oggi, questa sera, mangiamo una focaccia a lunga lievitazione con una porchetta che facciamo noi, di cui Piero ha già fatto la spiegazione. Poi delle puntine di maialino che sono cotte a bassa temperatura per 14 ore a 72 gradi, poi vengono ripassate sulla griglia, vengono cotte sottovuoto e con delle patatine con la buccia che vengono accompagnate. Beh, è cottura alla griglia, quindi va bene anche per gli sportivi. Lo sportivo alla griglia, dovresti venire qua ogni sera. Ci verrò se mi... Anche perché noi ci siamo divertiti a venire in altura, però insomma è anche più facile fare i piatti nostri qui, nonostante sia stato fantastico venire su questo oggi mezzogiorno su Avalinis. Tra l'altro credo vada sottolineato, voi cercate di privilegiare prodotti a chilometro zero o anche sotto il chilometro. O voglio anche dire, sotto il chilometro. Tutte cose che provengono, manicaretti che provengono Della nostra territorio. zona, sì, assolutamente sì. Una delle cose di cui avevamo accennato in altre occasioni, facciamo delle serate chiamate formaggi divini, che sono degli appuntamenti, il prossimo sarà il 30 di giugno con dei produttori locali, quindi abbiamo la latteria di Aviano, le tenute Tomasella, ci sono le grappe di Pagura, viene Italico con i suoi sigari per la degustazione, verrà fatta in giardino, in piscina, e quindi questa unione di diverse aziende locali ci permette di fare delle serate a dimensione e soprattutto con i prodotti nostri. Abbiamo anche in albergo degli ospiti che vengono
ovviamente chi dorme da Viano e da fuori, e la parte bella è che vengono poi nel momento della loro partenza, dopo aver assaggiato i prodotti, vanno anche magari a comprare qualcosa per portarsi a casa un pezzo della pedemontana che per noi è fondamentale. E poi non abbiamo parlato ancora del giardino estivo. Adesso non è ancora stagione, siamo ancora un po' presto, però Tutte per le l'estate sere si può mangiare in veranda, poi fine a bordo settimana. piscina. Si può mangiare a bordo piscina, c'è il bar esterno, facciamo serate musicali, quindi sicuramente sono serate piacevoli e soprattutto anche lì senza andare troppo lontano si può godere una serata dove si mangia bene, ritengo, e ci si sta a divertire. Senti, abbiamo parlato dei prodotti locali e per quanto riguarda il vino cosa diciamo? Ma guarda, noi oggi assaggiamo un Bastie delle Tenute Tomasella, che è un nostro partner, sicuramente un gran vino, assolutamente un gran vino. Ci sono moltissimi produttori locali con cui lavoriamo e il grosso del nostro prodotto è comunque un vino friulano. Tutti i vini che vanno dal Collio alle Grave, e cerchiamo di coprire un po' tutto quello che è Friuli Venezia Giulia. Allora direi di fare a questo punto un brindisi E brindiamo alla locanda, alla a Gino locanda. e al suo chef Piero e a tutto il personale, alla Ludovica e Perfetto, a sì. tutti quelli che collaborano con la locanda, e ovviamente un brindisi anche alle prossime imprese Alle del nostro prossime Alex. imprese che ammiriamo da seduti a tavola. Salute. Viva. Gin. E gran finale con crema catalana. Allora, abbiamo una crema catalana, Un cremoso al cioccolato bianco con la marmellata di fragole, un crumble e un tiramisù all'amaretto. Allora, Tutti i prodotti da Piero. beh, ça va sans dire. Se me lo consentite io mi sparo la crema catalana. a te. Grazie. Guarda, no dai, scegli tu. No, io riconosco. Ok. Cosa mi consigli? Dai, dammi un po' di... Ecco, mi fido di te. Il Grazie. cremoso al cioccolato bianco. Io mi Spettacolo. sacrifico. Stavo pensando una cosa, mi verrebbe questa riflessione da fare, no? E tu, Gino, sei al centro di un territorio, la Pedemontana, che è meraviglioso quanto sottostimato. Assolutamente. Perché abbiamo un sacco di eccellenze, non solo paesaggistiche e quindi importanti in chiave turistica, ma anche proprio agroalimentari. Assolutamente. Abbiamo, credo, dal Confine del Veneto fino alla Val Tramontina, tutta una serie di eccellenze che passiamo dal figo moro alla cipolla rossa di Cavasso a tutti i prodotti che ci sono nella nostra Pedemontana, i produttori di formaggi, di salumi, c'è veramente di tutto. Si potrebbe fare una grande rete che comunque si sta già sviluppando, anche perché io ritengo, come ho accennato in altri momenti, che portare via un pezzetto della nostra terra all'interno di un prodotto che è locale sia fondamentale. Io in un viaggio apprezzo quando a casa mi porto la bottiglia dell'olio, la bottiglia di vino, un formaggio particolare. Da noi gli ospiti in albergo chiedono molto spesso dove andare a prendere, come dicevo prima, dei prodotti. questo sarebbe lo sviluppo più importante per la nostra Pedemontana, che offre tantissimo, dall'olio d'oliva a tutto quello che veramente si può portare a tavola. E ti devo fare i complimenti perché tu nel tuo ristorante hai creato una sorta di vetrina di questo territorio, perché usate tutti i prodotti che vengono da qui. Assolutamente sì, lavoriamo il prodotto locale e crediamo di farlo proprio per dare più ampio respiro alla nostra Pedemontana. Che venga conosciuta dappertutto.
Adesso, se permettetemi, gusto questa catalana. Andiamo. Sacrifichiamoci.